Era comunque nell'aria, però ovviamente come organizzazioni sindacali non ce l'aspettavamo così presto e così repentinamente. Non ora e non così presto. La decisione di chiedere il fallimento è arrivata come un fulmine, se non a ciel sereno di certo grigio, e la reazione dei lavoratori dell'azienda di Trissino, la Miteni SpA, non si è fatta attendere. Indetto lo sciopero, alcuni si sono trovati all'esterno dell'azienda in una sorta di sit-in improvvisato con striscioni e bandiere. Una decisione, quella di Miteni, che va ad incidere non solo sul lavoro. È stato comunicato che la cassa integrazione comunque sarà fermata, andremo a chiedere un incontro con l'azienda, ammortizzatori sociali ce ne potrebbero anche essere, però dobbiamo tararli appunto sulla situazione, che è una situazione estremamente difficile. A poco valgono le rassicurazioni via comunicato dell'azienda, che si dice pronta a proseguire le bonifiche e la messa in sicurezza degli impianti. Dalla Regione infatti arriva immediata la replica anche dell'assessore al lavoro e del Presidente del Consiglio. È un fulmine a ciel sereno che abbiamo portato i libri in tribunale perché i lavoratori sono estremamente preoccupati e con il sindacato stiamo verificando lunedì di mandare al giudice immediatamente una nota di ciò che la Regione ha fatto seguendo questa azienda, e il secondo passaggio lo farò col prefetto perché dobbiamo verificare lo stato di manutenzione degli impianti in questo momento delicato. Una cosa che complica tantissimo quello che come Regione stavamo spingendo, quindi le opere di bonifica. Adesso capiremo anche dal punto di vista tecnico, legale e legislativo cosa si può fare per mettere in sicurezza il sito. Palpabile la rabbia dei lavoratori che, oltre ad aver patito per primi gli effetti da contaminazione da FAS, ora oltre alla salute rischiano anche il posto di lavoro, i salari, compresi quelli congelati dal concordato. Il tutto sarebbe dovuto al venir meno dell'azienda madre, la multinazionale, che ha lasciato Miteni da sola. Praticamente ha lasciato il sito produttivo da solo con l'idea appunto di non investire più nel polo produttivo di Trissino. Rimane un timore e un auspicio. Io mi auguro e spero che l'istanza di fallimento non serva a qualcuno per nascondersi, quindi noi come istituzioni la nostra parte la faremo, e mi auguro anche che dal punto di vista giudiziario chi ha causato questo problema non esca così con destrezza.